Bentornati su Cronache di Casteddu, oggi vediamo il flop di Trapattoni sulla panchina del Cagliari. Quindi ci eravamo lasciati con l'esperienza di Oscar Washington Tabarez sulla panchina del Cagliari, esperienza che è finita perché Cellino aveva in mente di portare a Cagliari Giovanni Trapattoni. Così è stato, Giovanni Trapattoni arriva nella stagione 95-96 sulla panchina del Cagliari, Cagliari che sconfigge la concorrenza del Genoa e quindi riporta in Italia Giovanni Trapattoni dopo la sua esperienza al Bayern di Monaco in Germania. Prima di tuffarci in questo nuovo campionato di Serie A ci sono alcune novità di regolamento, infatti vengono introdotti e quindi che resteranno per una ventina d'anni, anche di più circa, i 3 cambi a prescindere dal ruolo dei giocatori, e inoltre i giocatori avranno dei numeri fissi per tutta la stagione con il cognome stampato sulla maglia. Quindi vediamo un po' la rassegna del calciomercato di quella stagione dell'estate del 95. Il colpo sicuramente più eclatante è il passaggio di Roberto Baggio dalla Juventus al Milan. Juventus che dopo aver ceduto Baggio al Milan si rinforzerà con gli arrivi di Vjerkovud, Lombardo e Jugovic dalla Sampdoria. Juventus che ha salutato anche Kohler che si è trasferito al Borussia Dortmund, e con l'arrivo anche di Gianluca Pessotto dal Torino. Il Napoli saluta Freddy Rincon, Benito Carbone e Fabio Cannavaro, che vanno rispettivamente Rincon al Real Madrid, Cannavaro al Parma e Carbone all'Inter. Napoli che si rinforzerà con l'arrivo di Ayala dal River Plate, di Napoli dal Gualdo e Colonnese dalla Roma. Il Vicenza porta in Italia Otero dal Peñarol, Otero che vedremo nella prossima stagione sarà protagonista con un Vicenza stellare. La Sampdoria che fa 2 cessioni eccellenti che saranno Platt all'Arsenal e Gullit al Chelsea, e che acquisterà Clarence Seedorf, un giovanissimo Clarence Seedorf dall'Ajax, Enrico Chiesa, il padre di Federico, dalla Cremonese, e Pippo Maniero dal Padova. L'Atalanta cede Ganz all'Inter e acquista dal Venezia un altro giovane, Christian Vieri. Milan reduce dalla sconfitta in finale di Champions League contro l'Ajax, che vede anche il ritiro di Marco Van Basten, che si rafforza con l'arrivo di Massimo Ambrosini, oltre a Baggio anche Vieira e George Weah. La Fiorentina ha 2 cessioni importanti, che sono la cessione di Effenberg che andrà al Borussia Mönchengladbach e di Marcio Santos che andrà all'Ajax. L'Inter che acquista 2 terzini niente male come Javier Zanetti dal Banfield e Roberto Carlos dal Palmeiras, e cede gli olandesi Jonk e Bergkamp rispettivamente a PSV Eindhoven e Arsenal. Cede anche Marco Del Vecchio alla Roma, Ruben Sosa al Borussia Dortmund e il gran bidone Pancev al Düsseldorf. Tra le file dell'Inter c'è anche un giovanissimo 19enne Marco Fortin, che poi vedremo con la maglia del Cagliari, che viene mandato in prestito alla Pro Sesto. Mentre il Parma, come abbiamo già visto, acquista Fabio Cannavaro dal Napoli, ma non solo, perché acquista anche Stoichkov, pallone d'oro, dal Barcellona, Pippo Inzaghi dal Piacenza, e un altro giocatore che poi vedremo vestire la maglia del Cagliari, che è Massimo Brambilla, che viene acquistato sempre dal Parma prelevandolo dal Monza. Parma che è campione d'Europa in carica per la competizione della Coppa UEFA, vinta l'anno precedente contro la Juventus. In uscita per il Parma ci saranno Asprilla che andrà al Newcastle, e un altro giocatore che poi farà una sola stagione al Cagliari, ma è famoso per una infinita rincorsa proprio al suo compagno di squadra al Parma in quell'anno, e cioè Pippo Inzaghi, e stiamo parlando di Simone Barone, che viene promosso proprio in quell'anno dalla primavera alla prima squadra.
Oltre ad Aspriglia verrà ceduto anche Stefano Fiore al Padova. In quell'anno la Serie A ha sicuramente un parco allenatori molto valido, infatti basti vedere l'Inter che inizia con Ottavio Bianchi, poi 2 giornate si siede sulla panchina Luis Suarez e poi arriverà a terminare la stagione Roy Hodgson. Per la Lazio c'è ancora Zeman, per la Sampdoria c'è Sven-Goran Eriksson, per il Cagliari c'è Trapattoni, nel Milan c'è ancora Capello, nel Napoli c'è Vujedin Boskov, il Parma è affidato a Nevio Scala, sulla panchina della Roma c'è ancora Carlo Mazzone, mentre nelle panchine di Torino, Udinese e Vicenza ci sono Sonetti, Zaccheroni e Guidolin. Quindi andiamo a vedere cosa è successo al Cagliari in quell'avvio di stagione. Trapattoni, come abbiamo già visto, arriva a Cagliari, torna in Italia dopo la sua esperienza in Germania al Bayern di Monaco, esperienza che è sicuramente positiva ma comunque complicata. Infatti Trapattoni accetta Cagliari anche sia perché vuole tornare nel campionato italiano, sia perché accetta la scommessa, è allettato dalla scommessa di prendere una provinciale e riportarla in Europa o comunque a fare risultati. Sul fronte del mercato però le cose non vanno esattamente bene. Perché intanto viene ceduto il giocatore migliore del Cagliari degli ultimi anni, l'attaccante migliore del Cagliari degli ultimi anli, e cioè Julio César Deli Valdés. L'attaccante panamense infatti riceverà un'offerta dal Paris Saint-Germain che ovviamente accetterà. Insieme a lui vanno via il difensore veronese che va in prestito alla Reggiana, e il centrocampista Berretta, arrivato a Cagliari l'anno precedente a fine prestito, torna ovviamente indietro alla Roma, e anche Pepe Herrera, dopo svariati anni che ha vestito la maglia del Cagliari, l'ultimo di quei 3 uruguaiani arrivati tutti insieme, cioè Fonseca, Francescoli e Herrera. Anche Pepe Herrera va via, lascia il Cagliari e si trasferisce all'Atalanta. A novembre poi saluterà anche Massimiliano Allegri che andrà al Piacenza. Quindi passando agli arrivi, gli arrivi saranno il difensore Bonomi dalla Lazio, il centrocampista Mauro Bressan che arriva dal Foggia, e in prestito dalla Lazio arriva anche l'altro centrocampista Giorgio Venturin. Quindi il parco attaccanti del Cagliari, vedendo andare via Allegri comunque a novembre, che andrà via a novembre, e anche Deli Valdés, rimane con Muzzi e Oliveira, quindi necessariamente arriva un altro attaccante. L'altro attaccante è un altro colpo, è un altro estratto della scuderia di Paco Casali. Infatti arriva dal Peñarol l'attaccante uruguaiano Dario Silva. Per questa stagione sia Massimo Cellino sia ovviamente Giovanni Trapattoni pensano a fare le cose in grande. Infatti avviano una grande campagna abbonamenti con delle pubblicità, cartelloni pubblicitari affissi addirittura sugli autobus della città di Cagliari, e con uno spot pubblicitario interpretato niente meno che da Aldo, Giovanni e Giacomo, che in quel periodo interpretano Nico e i Sardi, come sketch che riscuote anche tra l'altro un grande successo nella trasmissione Mai Dire Gol. Ormai è una squadra esagerata, è arrivato anche Trapattoni, mi ha fatto preparare 8 quintali d'estratto di rapa per i giocatori, solo che se l'è succato tutto lui, è 7 giorni che corre nel campo in una maniera esagerata, ho dovuto abbatterlo con 4 cazzotti. Mi raccomando ragazzi, l'abbonamento, forza Cagliari! Gli investimenti fatti per la campagna pubblicitaria per l'abbonamento del Cagliari hanno i loro fruttano, perché dagli 8.000 abbonati della stagione precedente si passa a circa 12.000 abbonati. Già nel precampionato però iniziano a girare, diciamo, non benissimo le cose, anche perché nell'amichevole contro l'Hertha Berlino vengono a galla tutte le problematiche che ha il Cagliari di Trapattoni. Una difesa irriconoscibile, un attacco sterile senza Deli Valdés e con Dario Silva che ancora non si è perfettamente integrato nella squadra. Quindi parte il campionato e parte ovviamente malissimo, perché prime 3 giornate 3 sconfitte, quindi il Cagliari si trova alla terza giornata già ultimo in classifica con 0 punti. Le sconfitte arrivano contro Udinese, Lazio e Fiorentina, e alla quarta giornata il Cagliari ospita al Sant'Elia la Juventus, un Cagliari che comunque riesce a
strappare, a bloccare la Juventus sullo 0-0 e quindi conquista il suo primo punto stagionale. È una vittoria che dà morale perché nella giornata successiva si fa a Marassi contro la Sampdoria di Eriksson e il Cagliari strappa un 2-1 e la prima vittoria in campionato è incredibilmente una vittoria in trasferta, con Dario Silva e Oliveira che rispondono al gol di Maniero. Il Cagliari, sull'onda dell'entusiasmo della vittoria in trasferta, riesce a vincere anche la sesta di campionato contro la Cremonese per 1-0 con un gol di Oliveira sul rigore. È un fuoco di paglia ovviamente perché alla settima giornata il Cagliari va a Bari e viene travolto con un sonoro 3-0 con Igor Protti che trascina il Bari. Ottava e nona giornata sono ancora sconfitte contro Roma e Milan, quindi diciamo che ci può stare. 2-0 con la Roma e 3-2 col Milan che comunque la spunta nonostante la doppietta di Luis Oliveira. Si torna alla vittoria alla giornata successiva contro il Torino 1-0 firmato da Dario Silva, poi successiva in casa, Cagliari-Torino in casa. Seconda partita consecutiva in casa poi contro il Napoli alla giornata successiva il Cagliari si conferma vincendo 2-0 con una doppietta di Capitan Filicano. Tra la partita col Torino e la partita col Napoli, visto che il calciomercato è ancora aperto nella sua sessione autunnale, il Cagliari acquista dal Nazionale un giocatore che poi verrà ricordato anche lui, come altri che abbiamo nominato in questa serie, come uno dei più grandi talenti che sono sbarcati a Cagliari. Si tratta dell'uruguaiano Fabian O'Neill che purtroppo però ha dovuto combattere con troppi demoni e la sua carriera ne è uscita molto molto travagliata. Quindi siamo alla 12ª giornata, il Cagliari va a Piacenza, uno scontro diretto e la partita finisce per 1-1, quindi nessuno si porta a casa l'intera posta. Caccia, segna, Oliveira risponde, punto che comunque tiene il Cagliari in una posizione abbastanza tranquilla di classifica dopo aver recuperato le 3 giornate perse all'inizio del campionato e quindi va a affrontare le 2 partite successive contro Atalanta e contro il Vicenza, diciamo con la mente ben più serena. Infatti queste 2 giornate il Cagliari riesce a vincere per 2-0 con l'Atalanta e per 1-0 contro il Vicenza in trasferta. Il Cagliari in questo momento, dopo queste 2 vittorie, si trova all'8º posto e qualcuno inizia di nuovo già a parlare di Europa possibile. E ovviamente il Cagliari va incontro alla sua consueta crisi invernale perché nelle successive 7 partite racimola solamente 4 punti e le sconfitte che arriveranno in quelle 7 giornate, la maggior parte di loro, 4 delle 5 sconfitte che arriveranno in quelle 7 giornate avranno come punteggio 4-0 e 4-1. Si parte alla 15ª giornata sul campo dell'Inter a San Siro con il Cagliari che ne prende tranquillamente 4 con una tripletta dell'ex Marco Branca che, se ricordate, era venuto a Cagliari per una brevissima parentesi di un anno quando era ancora molto giovane, e con il gol del neoacquisto Maurizio Ganz. La giornata successiva il Cagliari riesce nell'impresa di perdere in casa contro il Padova, ultimo in classifica, e all'ultima giornata di andata il Cagliari riesce a perdere per 4-0 sul campo di un Parma stellare, perché è un Parma veramente forte, il Parma di Nevio Scala di quegli anni, con il punteggio di 4-0 con i gol di Mussi, Dichiara, la doppietta di Dichiara e l'autorrete di Filicano. La prima giornata di ritorno il Cagliari ha una piccola fiammata d'orgoglio perché ospita l'Udinese a Cagliari e vince per 4-1. Vanno in gol Muzzi, Oliveira, Dario Silva e Villa, il difensore centrale Villa, e per l'Udinese va in gol Olivier Bierhoff. Le altre 3 giornate di questa lunga, diciamo, serie negativa sono contro Fiorentina, Lazio e Juventus. 4-0 all'Olimpico contro la Lazio con il gol di Signori e la tripletta di Pierluigi Casiraghi. Riusciamo a bloccare al Sant'Elia la Fiorentina sullo 0-0, poi andiamo a Torino contro la Juventus che ne fa 4 anche la Juventus con i gol di l'autorrete di Bonomi, Ravanelli, Del Piero e Jugovic. Per il Cagliari andrà in gol Luis Oliveira.
dopo questo periodo nero, con il Cagliari che prima di queste 7 giornate occupava l'8° posto in classifica, e dopo queste 7 giornate, quindi siamo alla quarta giornata di ritorno, il Cagliari occupa esattamente la 13ª posizione. 13ª posizione che portano Cellino a sollevare dall'incarico Trapattoni, ma non in maniera usuale, perché come ben sappiamo Cellino non ha mai avuto problemi a licenziare un allenatore, esonerarlo e chiamarne un altro, però in questo caso si tratta di Trapattoni e Cellino non vuole sicuramente passare come l'unico allenatore, l'unico presidente ad aver esonerato un allenatore del calibro di Giovanni Trapattoni. Quindi che cosa fa? Riesce a mettersi d'accordo con Trapattoni per una risoluzione consensuale del contratto e quindi la fa passare alla stampa, lo fa passare come se fosse Trapattoni che è andato a bussare alla porta di Cellino per rassegnare le dimissioni. Quindi, oltre a questo, in occasione della partita persa per 4-0 contro la Lazio, ci sarà anche l'infortunio del portiere titolare Valerio Fiori, che a causa di un infortunio a una mano chiuderà praticamente la stagione. Al suo posto in porta giocherà Beniamino Abate, arrivato nella sessione estiva di calciomercato dalla Fidelisandria, a prendere il posto di Bitonto, che era stato ceduto al Catania. Quindi adesso c'è il nodo allenatore, perché prima di andare a sfidare la Sampdoria per la quinta giornata di ritorno, Sampdoria che sarà ospite al Sant'Elia, bisogna trovare un nuovo allenatore. Quindi Sandro Vitali e Massimo Cellino si mettono in moto per trovare l'accordo con un nuovo allenatore. Sandro Vitali trova l'accordo con un allenatore, mentre Massimo Cellino lo trova con un altro. Infatti Sandro Vitali troverà l'accordo con Edi Reia, mentre Massimo Cellino riceverà la disponibilità di Bruno Giorgi, quindi un ritorno di Bruno Giorgi dopo che era stato a Cagliari durante la cavalcata in Coppa UEFA. Edi Reia arriva in Sardegna a colloquio con Massimo Cellino, che però gli comunica che avendo già Giorgi accettato l'incarico, si cosparge il capo di cenere e chiede scusa a Edi Reia e lo rispedisce in continente. Edi Reia e Massimo Cellino poi avranno modo di suggellare l'accordo raggiunto marginalmente in questa occasione in un'altra situazione che vedremo più avanti. Quindi torna sulla panchina del Cagliari Bruno Giorgi. È un maledetto, cazzo suoni. Quindi torna sulla panchina del Cagliari Bruno Giorgi e gli effetti si vedono subito, perché riporta decisamente entusiasmo sia nello spogliatoio che allo stadio. Infatti lui il primo a incitare il pubblico a sostenere la squadra. La cura Giorgi arriva subito, perché nella partita riesordio di Giorgi sulla panchina del Cagliari il risultato sarà un 3-0 alla Sampdoria, firmato da Niccolò Napoli, Luis Oliveira e Pierpaolo Bisoli. La successiva partita è in trasferta contro la Cremonese, partita che perderemo per 3-1. Come ormai di consueto sappiamo che il Cagliari in trasferta fa sempre fatica. Sconfitta per 3-1 sul campo della Cremonese, ma alla partita successiva in casa il Cagliari vince per 4-2 contro la diretta concorrente per la salvezza, che cioè il Bari che ovviamente nei suoi 2 gol è presente Igor Proti ancora una volta, con l'altro gol segnato da Anderson. Il Cagliari che addirittura con una tripletta di Luis Oliveira e il gol di Lantignotti, che nel frattempo si è ripreso dall'infortunio dell'anno precedente e ha ripreso in mano il centrocampo del Cagliari. Cagliari che comunque continua a giocare e a fare punti, perché riesce a pareggiare all'Olimpico di Roma contro la Roma per 1-1 con gol di Balbo e di Oliveira, entrambi sul rigore. Poi si va a sfidare il Milan al Sant'Elia, partita che perdiamo per 2-1, perché ovviamente stiamo parlando del Milan che sta di nuovo bruciando il campionato.
con 2 autoreti, perché le autoreti sono di Niccolò Napoli e di Luis Oliveira, e con il Cagliari che segna con Villa. A seguire ci sono 3 pareggi consecutivi con Torino, Napoli e con Piacenza, 0-0 con Napoli e Piacenza e 1-1 con il Torino, con i gol di Rizzitelli e Oliveira, di nuovo entrambi su calcio di rigore, e quindi il Cagliari si presenta a Bergamo a giocarsi la partita con l'Atalanta che, ricordiamoci, schiera in campo giocatori del calibro di Bobo Vieri e di Domenico Morfeo. Bobo Vieri e Domenico Morfeo che asfalteranno il Cagliari con un perentorio 3-0 con la doppietta di Bobo Vieri e il gol di Domenico Morfeo. 3-0, mancano 4 giornate alla fine, il Cagliari occupa il 13° posto, a +6 sul Bari che occupa il 4º posto e quindi ultimo posto che vale la retrocessione. Vantaggio di 6 punti che comunque il Cagliari riesce ad amministrare, perché alla partita, alla quartultima, 31esima giornata, il Cagliari vince per 2-0 contro il Vicenza con i gol di Pancaro e il primo gol di Fabian O'Neill con la maglia del Cagliari, con il Bari che perde sul campo del Parma per 3-1. La giornata successiva il Cagliari riesce a bloccare sullo 0-0 l'Inter di Roy Hodgson, salva il Cagliari, perché comunque il Bari ha ancora qualche possibilità di salvarsi, in quanto ci sono delle squadre con ancora a portata di salvezza per il Bari, cosa che comunque il Bari non riuscirà a raggiungere, ma con il Cagliari che con il punto conquistato contro l'Inter acquisisce la salvezza matematica. Nelle ultime 2 partite il Cagliari va a giocare a Padova, quindi Padova ultimo in classifica, retrocesso già da un paio di giornate, e riesce a perdere anche a Padova, con Cagliari che va in vantaggio con l'Antignotti e Padova che ribalta il risultato con i gol di Vlahovic e di Serao. E l'ultima giornata si fa la passerella, si fa la festa per la salvezza a Cagliari contro il Parma, che ha già ottenuto comunque la qualificazione in Coppa UEFA, con l'autorete di Sensini e il gol sul rigore di Luis Oliveira. Il Cagliari vince per 2-0 e chiude il campionato al 13° posto. Per tirare le somme di questo campionato, un campionato che rischiava di essere disastroso per come si stava mettendo, che comunque Cellino è riuscito a raddrizzare con il suo solito valzer di allenatore, e che ha insegnato tanto anche a Cellino, perché ha iniziato già qui a capire che fare il passo più lungo della gamba e investire in grandi nomi, o comunque investire senza creare una base solida, o comunque indebitarsi, perché comunque Cellino questo ha fatto, ha versato tanti soldi nelle casse del Cagliari, speso tanti soldi per il Cagliari che non hanno portato ai risultati sperati, è più deleterio per il futuro poi del Cagliari e della società, e quindi da lì Cellino inizierà a pensare a salvarsi e inizierà a insinuarsi in lui il pensiero fisso di costruire uno stadio di proprietà per il Cagliari, in modo da poter avere un introito maggiore, quindi poter prima avere le potenzialità per poter investire e poter creare una squadra competitiva, e poi pensare a tornare in Europa ad alti livelli, ponendosi così come massimo risultato e massimo obiettivo la salvezza ogni anno. È solo un pensiero però iniziale, perché l'anno successivo proverà di nuovo a fare la squadra, a fare un'ottima squadra, ma sarà l'anno decisivo per far capire a Cellino che fare il passo più lungo delle gambe a volte è controproducente. Gli altri verdetti del campionato saranno il Milan, come abbiamo già visto, vince il campionato, la Juventus che vince la Coppa dei Campioni in finale contro l'Ajax dopo i 120 minuti di tempi regolamentari e supplementari, terminati sull'1-1 con i gol di Ravanelli e del capocannoniere della Champions League Litmanen. La Juve vince quindi la Champions League ai calci di rigore. Capocannoniere sarà ancora Signori della Lazio, stavolta però ex equo con Igor Protti, che nonostante i suoi gol, i suoi 24 gol ex equo con Signori, non riuscirà a salvare il Bari, che retrocederà come quart'ultima.
Nessuno dei due, tra l'altro, rientrò poi nella lista dei convocati per Euro 96 insieme a Roberto Baggio, grande escluso da Arrigo Sacchi per gli europei del 1996. Quindi niente, la stagione 95-96 si chiude così. Nel prossimo video, come avevo già anticipato, come anticipavo poco fa, vedremo Cellino che chiama sulla panchina del Cagliari Perez, e fa anche molto molto mercato, rivoluziona diciamo la squadra, con gli allenatori Perez e poi Mazzone, il ritorno di Mazzone, che porteranno poi al tragico spareggio contro il Piacenza al San Paolo di Napoli, che vedremo, ne parliamo. Quindi per questo episodio ci fermiamo qua, quindi ci vediamo settimana prossima. Spero di riuscire a fare un altro episodio di Cagliari Calcio Story, un altro episodio di Rimonte Rosso Blu. Faremo anche di nuovo il punto sul mercato. Quindi niente, se ti è piaciuto il video, se ti interessa sapere anche qualche altra novità sul Cagliari, restare aggiornato, iscriviti e attiva la campanella così ti arrivano le notifiche quando pubblico il video, vari video. Metti un like, condividilo, mandalo a un tifoso del Cagliari, anche per verificare se tutto ciò che ho detto è giusto, perché potrebbero esserci, come dico in ogni video, potrebbe esserci qualche minchiata in quello che dico, perché comunque le informazioni che raggiungo sono abbastanza basic. Mi affido comunque a altri documentari e articoli web che raccontano un po' le vicende delle varie squadre e del campionato in generale. Quindi non so, mandalo a un tifoso del Cagliari che magari ha vissuto quest'epoca e si ricorda e magari può dire se sto dicendo minchiate, e fatemelo notare nei commenti se è così. Mettete un mi piace, iscrivetevi, condividetelo. Noi ci vediamo durante la settimana prossima. Ciao.